Buon pomeriggio al mio amatissimo pubblico di Ten, mi siete un po' mancati queste 2 domeniche, mi siete davvero mancati tutti, soprattutto voi che ci seguite da casa appassionatamente tutte le domeniche a partire dalle ore 15 e così precisissimi siamo partiti. Fatemi salutare i miei amici, qua il mio gruppo, i miei compagni di viaggio, da Antonio D'Amico a Damiano Giordano e la bellissima Vincenza Gallo con la Social Room. Buon pomeriggio a tutti. Vincenza, cosa ne pensi? Vogliamo dare subito i numeri? Ma sì, diamoli Giuseppe. Buona domenica. Allora, potete interagire con noi al 34592 11221 per quanto riguarda i messaggi WhatsApp o addirittura chiamarci in diretta allo 0984 841720. Mi raccomando, noi vi aspettiamo sempre numerosi. Oggi tantissimi gli ospiti, in questa anteprima vi anticipo velocissimamente qualcosa. Avremo con noi il direttore Francesco Perri del Conservatorio di Cosenza, avremo Eleonora Leandri dal comitato che riguarda quello che è il mondo dei ricercatori e ne approfondiremo bene la materia con lei. Avremo con noi il dottore Rizzo, Martino Rizzo dell'ASP di Cosenza. Sto aspettando anche il mio direttore Attilio Sabato, spero che non mi faccia il bidone, e poi ancora tanti altri ospiti, Pietro Tangari, Cataldo Formaro, per parlare del mondo della pizza, dei ristoratori, questi buoni che ancora sono fermi, questi ristori, e tanta musica, tanta danza anche oggi. E allora buon tennellote a tutti voi, a tra poco. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare, solo per farti guardare. Ma facciamo un bel applauso. Che eleganza, che portamento questi 2 ballerini. Stiamo parlando di Carol e Anna Maria, entrambi ballano insieme già da diverso tempo, sono circa 2 anni che comunque ballano insieme, e oggi grazie alla Art Show Dance Academy ci ha
dato l'occasione di vedere così tanto talento e così tanta passione, e questo per noi significa dare ancora un in bocca al lupo al mondo della danza, sperando che riparta al più presto. Siete d'accordo, cari amici? Ma soprattutto Alex, sei d'accordo anche tu? Ti chiedo scusa perché in anteprima non ti ho salutato, sono gli errori che possono capitare, però questo è il bello di essere un gruppo. Subito gli opinionisti d'amico mi fanno: ti sei dimenticato Alex. Non è successo nulla. Chiedo scusa ad Alex Perciabosco, il nostro cantante resident. Buon pomeriggio a tutti, buona domenica e buon inizio. Sempre presente con noi con tanta buona musica. Finalmente. Oggi abbiamo una puntatona davvero importante, ma subito dopo la top 10, perché abbiamo pensato di rinvertire un po' le cose, quindi chiederei gentilmente a Damiano di venire al centro del LED per l'anteprima di questa top 10. Sì, è tornata la top 10, portiamo un sorriso a casa dei nostri amici di 10. Allora, mi metto da questa parte così vediamo bene tutte le immagini, questa solita scalata del meglio del peggio della settimana. Oggi Damiano, vi interrogo anche in qualcosa. Dai, chiedo un po' ai ragazzi. Partiamo subito con il 10° posto. 10° posto della nostra top 10. Allora, abbiamo praticamente una delle notizie più assurde dell'ultima settimana. È successo in Ucraina. Confessa un falso omicidio per far sgomberare dalla neve la strada di casa. L'uomo ha presentato una falsa denuncia e ha causato, un procurato allarme. Ora dovrà pagarne le conseguenze. Si è ritrovato così, nessuno gli andava a spalare la neve, ha chiamato. Si è inventata una roba micidiale. Tu, Antonio, hai mai dato una notizia falsa per ricevere, No, io ho sempre dato notizie vere, però mai è arrivato nessuno. È successo anche Dopo questo. ci divertiamo. Mi piace quando Antonio mi sfida così. Andiamo con il 9° posto. La top 10 anche dall'altra parte, dal lato degli opinionisti. Ecco qua. Qui vi interrogo, ragazzi. Allora, Giuseppe e Antonio, quando nei supermercati vedete un'immagine del genere, secondo voi cosa è successo? È il classico, piglia una cosa, poi non la vuoi più e la lasci a caso. Essendo un ovetto Kinder, e quando tipo tu vai per prendere l'ovetto Kinder e la mamma ti dice no, oggi no, e quindi tu tristemente lo lasci sopra il tonno, insomma, manco cos'è sta roba. E quindi questa è un'imagine emblematica, visto che Pasqua è stata da poco. No, è una crema quella, è una crema per i pancake. È una crema, non l'avevo sembrava mettono le creme su scatolette da tonno. Punk creme. Punk creme. A me sembra Pack creme. Ti danno le pacche. Sì, vabbè, ma quello è una. Sembra una crema è sempre un ovetto lasciato non al suo posto. Chiediamo a Vincenza, perché lei queste. Vincenza, con le creme, ma che dovevi regalare il bambino, dice no, ti prego, mamma. Mi è capitato, non te lo nego, non vorrei dire troppo, però io ce l'ho una roba di questa. Ma secondo te quella cos'è, Vincenza? È una crema o una crema per pancake? Penso proprio di sì, assolutamente. Dovrebbe essere. Oh no, Damiano. Lanciamo un sondaggio. Facciamo spoiler. Secondo me sarà una. Sì, dai. Fatevi i fatti una crema nostri, stranissima. C'è una margherita di comunque non era questo l'obiettivo. Vedremo su Google. Andremo a cercare. Andiamo avanti. 8° posto abbiamo praticamente su Facebook, no? A volte arrivano delle dichiarazioni molto interessanti come questa. Gesù, stendi la tua mano su mia figlia, è piccolo, che per nascere stendi la tua mano potente, il piccolo furto, molto piccolo, aiuto, alle tu ci prego. Ha risposto Gesù, non ho capito che devo fare. Addirittura Gesù. Però ti posso dire, Damiano, in questa risata ironica, affidiamo a Gesù il bambino che è nato stamattina e la sua mamma che hanno trasferito a Catanzaro per il Covid. Sì, è vero. Però, insomma, leggiamo. Purtroppo dobbiamo ogni tanto. Ci sta. Come giusto che sia. Ragazzi, non bisogna perdere, come si dice, l'orientamento con la realtà. Noi proviamo a strapparvi un sorriso, ma poi la realtà la conosciamo bene. Andiamo avanti. 7° posto. Abbiamo praticamente un altro metodo per indossare la mascherina. Questo signore era, a proposito di realtà, troviamo anche questo. Per fumare ha messo la mascherina negli occhi, ed è una foto che mi hanno praticamente inviato perché è successo qui da noi. Classico di quello che è andato dal medico, il fumo non lo devi vedere proprio. L'ho vista pure io, perché questa, se non erro, dalle colonne deduco che sia Corso Mazzini. Allora, è dalle nostre parti, non dico dove. Allora andiamo avanti velocemente, vai.
Andiamo avanti. Andiamo al sesto posto. Sesto posto abbiamo questo cartello, ragazzi, in quel di Catanzaro, una signora ha pagato, non so quanto costa una pubblicità del genere. Costa assai. A Giuseppe Conte, persona credibile che ha operato per il bene comune, il nostro grazie. Quindi le bimbe di Conte ancora resistono e dedicano cartelli al presidente che ormai non c'è più da un po', c'è Draghi, speriamo, ma come dico sempre il sex appeal di Peppino non lo raggiungerà mai nessuno. Sembra la foto del santino, quello per i parabrezzi. Oh no, anch'io Per me sembra Putin effetto visto luce. così, sembra Putin. Sembra Putin. Fantastico. Succede anche questo, settimana ricca. Andiamo avanti, quinto posto. Abbiamo praticamente ormai diciamo che i vaccini, siamo talmente dentro i vaccini che anche le macchine, pur di convincere di fare il vaccino, AstraZeneca è stato aggiunto dalla macchina. Ma è superato, ma è Vax, come si chiama? La Vaxitrix. Come? Vaxitrix, Non la possiamo tagliare, siamo in diretta. Non lo so. Emanuele fa il gioco di parole. Ce la vedo bene. gentilmente nel Sì. meglio della top 10 questo pezzo. Questo lo recuperiamo, regia. Regia, grazie. Ce la vedo bene in un frontale con la mia pandemia, che poi lì iniziano poi i giochi di parole nel web, è fantastico. Andiamo avanti. Quarto posto, iniziamo nei posti caldi della nostra top 10. Allora, si chiude un'era, ragazzi. Ha chiuso dopo tantissimi anni Yahoo Answers, dove era il portale di domande dove tutti hanno fatto una domanda, no? Cioè, i primi tempi, 2010, 2008, 2005, quando nasceva internet, e leggiamo una di qualche arrivavano delle domande più assurde, io ridevo solo a leggere. Secondo voi gli alberi possono parlare? Se sorridono i monti e le caprette fanno ciao, non vedo perché gli alberi non dovrebbero parlare. Queste sono le risposte. Questa era una delle domande più usate su Yahoo. Come si chiama la canzone che fa Yuri Ori Wari Yachu al ritornello, che la gente usciva pazzo? Per fortuna c'è Shazam che ci risolve i problemi. E quindi facciamo anche un applauso a Yahoo, però la che ha natura chiuso. parla. La natura parla. La natura parla, infatti. Quindi comunque la conversazione con un albero la puoi fare. Ti ci vedo io a te nel parco che ragioni, polemico anche con gli alberi, anche con gli alberi. Cioè qui non dovevi Come crescere. mai questa chioma così forte? È vero. Andiamo avanti. Allora, qui abbiamo dei video, 3 video vi ho portato, uno più bello dell'altro. Vi faccio vedere questo e poi lo commentiamo insieme. Partiamo con il primo. Like a boom 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 boom. Voi dovete sapere che internet durante quest'anno di pandemia ha coinvolto tutti, ma proprio tutti. Questa è una famosa challenge e anche chi non ti aspetti che la fa, l'hanno fatta. Anche i preti hanno fatto il gioco del vestito e ci sta. Magari è un modo anche per avvicinarsi più ai giovani. Che dite? Usare gli stessi canali? Sì, può essere? secondo me sì. Attualmente la Chiesa è al culmine con i social, perché abbiamo l'esempio del sacerdote giovanissimo, non ricordo di quale regione italiana sia, però ha 32 anni e lui ormai dal periodo del lockdown fino ad oggi... Dirette streaming, poi ne abbiamo viste di tutti i colori, i filtri che non si riuscivano a togliere delle robe pazzesche. Cioè alla fine comunque la pandemia ha avvicinato tutti i campi. È vero, e anche i signori, i due padri, penso vabbè, pure loro devono fare cassa, quindi alla fine certo, ci sta. Usano i social. Andiamo al secondo posto, abbiamo un altro filmato, allora vediamo insieme. Mettiti la tuta e rimani a casa Pasqua e Pasquetta. Questo per me ha ragazzi, vinto. Questo si è inventato il barbecue sul balcone dove tu generalmente metti i vestiti. Fantastico, ma al primo posto ragazzi abbiamo un sindaco che ha usato parole molto chiare. A proposito di chiesa, il sindaco di Lucera, che si trova in Puglia, ascoltiamolo insieme. L'abbiamo capito, sto fatto della Chiesa, io sono d'accordo con te, ma non la posso chiudere la Chiesa, come te la chiedi? Come un microfono stonato, lo abbiamo capito, sono d'accordissimo che dovrebbero stare assolutamente chiuse le Chiese, di questo sono straconvinto di questo, ma che vogliamo fare? Non possiamo decidere né io né tu, la mia convinzione è assolutamente quella, perché non possono stare chiuse delle attività
e stare aperte praticamente delle altre attività che saranno importanti e che lo sono sicuramente, ma che non sono fondamentali in questo momento, no? E tra queste c'è pure la Chiesa. Ma basta, no, pare che passa la giornata sta maniera, l'hanno capito, e siamo concordi, e chiaro, come no? la dire che siamo concordi, ma lei capite che ne pozzi chiudere i chiesi, come te la chiedi che ne chiudi i chiesi? Fantastico, ragazzi. Io pensavo fosse di Bolzano Centro, poi invece Lucera, provincia di Foggia. Provincia di Foggia. Il sindaco che è diventato famosissimo quest'anno per le sue conferenze stampa e ha dato anche il suo contributo. E questa era la nostra top 10 di questa settimana. È successo questo. Chissà cosa si celerà nella prossima settimana. Linea a te, Giuseppe. Grazie Damiano, e io ridò velocemente la linea ad Alex, giusto un minuto, il tempo di far accomodare i nostri ospiti Cataldo Formaro e Pietro Tangari, con l'aiuto del nostro direttore di studio, che ringrazio anche lui per il grande lavoro che sta facendo, Francesco Turco, insieme a tutti i cameraman e la regia, oggi guidata da Serafino Stasi, ma ringraziamo tutti gli addetti alla regia, da Luca Chito e compagni, Giovanni Rodia, che a turnazione così alternano in questo progetto di Ten e Lodi. Io gli farei un applauso intanto ai nostri tecnici, a tutti gli addetti ai lavori che stanno dietro le quinte. Vai Alex, giusto un minuto. Un minuto. Johnson on the floor, probable low. A joyful life, joyful, coming to shine, rising a while. Under the rainbow, in a sparrow, are we inside too? Whispering low, ready to go. We got to grieve this feeling, harvest the shine, holly ride. Everything is not too. Grazie al nostro Alex, come sempre un applauso anche ad Alex. Grazie. Straordinario. Sai come sono tirchi con gli applausi, Alex, hai visto? Ecco, perché non si Sono un po' parla. tirchi, ma siamo Quando si in parla pochi, invece fanno di più. Purtroppo siamo in pochi. Dobbiamo mettere l'applauso, quello finto dalla regia, no? No, invece ci bastano pochi ma buoni, quegli applausi veri e sinceri. Saluto con lo stesso applauso i nostri ospiti, l'applauso sincero. Grazie a voi. Cataldo Formaro e Pietro Tangari. Cataldo Formaro lo conosciamo benissimo perché comunque diverse volte è stato anche qui nei nostri studi ad allestire alcuni dei nostri studi televisivi, tanti altri eventi anche insieme, quindi l'ho invitato per capire un po' il suo mondo, perché lui si occupa di interior design principalmente, legato molto agli allestimenti anche delle sale di ricevimenti, quindi i ristoratori. Siccome in questo primo blocco vogliamo dare ancora un po' voce e capire cosa sta succedendo con i ristoratori, e quindi ti ringrazio che hai accettato il mio invito. E poi Pietro Tangari, che fra l'altro è un ristoratore anche lui. Che cosa si sono inventati questi ristoratori? Pensate, D'Amico e Damiano, hanno pensato affinché la pizza, come dire, smettesse di essere presente, no? Quasi quasi ormai la gente sta dimenticando che abbiamo delle eccellenze gastronomiche legate al mondo dei prodotti tipici e soprattutto legate al mondo della pizza. Si sono inventati un evento in streaming, e fra pochissimo ne parleremo, ma non solo, si sono inventati la pizza fatta in casa, eccetera. Adesso vogliono cercare di ripartire attraverso un campionato, una gara, e dove tanti maestri pizzaioli hanno deciso di mettersi in gioco e andare a partecipare a questo evento proprio per difendere il nostro Made in Italy, perché anche con tutta sta pizza da sport, con questi grandi colossi che ti mandano la pizza a casa, eccetera, forse si sta un po' perdendo, forse, ripeto, attenzione, stiamo perdendo quello che è il vero artigiano che fa la pizza, fatta in un certo modo con determinati requisiti. Vedo che già Formaro è d'accordo con me, con il fatto che arriva e con il delivery che ti arriva a casa la pizza da sport. Chissà come sarà questa pizza, se è congelata o non congelata, se è buona, se non è buona, non lo sappiamo e non ci interessa, però vogliamo tutelare semplicemente posso dirti una i cosa nostri su questa cosa, e poi voglio anche sapere come la pensano loro. Cioè, almeno personalmente, ancora oggi, vado dal mio pizzaiolo di fiducia in città, quindi mi fido
fido comunque della persona Certo. dove andavo prima, vado anche ora, cioè me la faccio portare da loro, quindi non so se questo lo verificate anche voi. Chiediamo intanto a Pietro Tangheri cosa sta succedendo e se sono arrivati i ristori per difendere soprattutto la pizza che No, purtroppo l'ultimo parli ristoro... a nome di tutti i ristori. L'ultimo con Draghi, che sono stati finanziati parecchi milioni di euro, noi non ci è arrivato neanche un euro. Pensando che io ho 3 attività, tutte e 3 sulla costa ionica, una Mirto... Ancora non è arrivato, diciamo, Cariati, nessun ristoro. Nessun ristoro. Non sono arrivati? Nessun ristoro. Cioè tu ci confermi che non sono arrivati dei ristori? Niente, Noi chiederemo anche. Zero. Sono arrivate quelle per le partite IVA comunque, Sono arrivati quelle per le partite IVA. tipo i liberi professionisti. Ok, quindi il mondo della ristorazione ancora non ha preso nulla. Cataldo Formaro, e secondo te come si fa con quelli che avevano idea di fare un ristorante, una sala di ricevimento, allestire una di queste strutture? Secondo te avranno ancora l'idea di andare avanti o decideranno di bloccare il loro investimento? In parecchi si sono fermati, anche io con le progettazioni mi sono trovato in uno stand-by, quindi in parecchi si sono fermati, invece alcuni sono stati molto intraprendenti, hanno detto forse mo è il momento giusto che ristrutturi la mia attività, e quindi in alcuni, ma maggiormente a Nord Italia, hanno preso proprio questa strada di ristrutturare ora che purtroppo sono fermi. Bene. E poi, come dicevo prima, ci sono queste grandi volontà di fare comunque qualcosa in questo mondo, ad esempio questo Pizza Talent, Sì. dove fra l'altro vi siete trovati per puro caso nella stessa organizzazione. Tu come scenografo che allestirai tutto lo studio televisivo, non so se sono già partiti i lavori, e Pietro invece sarà uno dei concorrenti. Allora parto prima con Pietro. Pietro, tu rappresenterai insieme ad altri pizzaioli del Sud, ecco, questa categoria. Come ti senti per affrontare questa iniziativa? Mi sento molto carico, perché a me, tu come ben sai Giuseppe, io sono stato sempre con i piedi per terra, perché ho vinto tanti premi, sono parecchi anni che faccio questo mestiere, ho fatto tante attività, però mi voglio mettere in gioco. Secondo te entra a difesa anche di questo, entra a difesa anche del difendiamo la pizza, difendiamo sì, deve essere anche da stimolo anche per noi, per andare avanti, per togliere ricette nuove, per far notare che noi in Calabria ci siamo, esistiamo, quindi... Senti, tu sei stato nei vari campionati istruttore, pizzaiolo e giudice. No, prima Dove... pizzaiolo. Vabbè, a prescindere, pizzaiolo, istruttore e poi giudice, ma qual è il ruolo che ti affascina maggiormente? Cioè, cosa ti senti di più? Il ruolo che mi affascina di più è sicuramente fare il pizzaiolo, perché a me mi piace, lo faccio con passione, io lavoro normalmente come tutti i ragazzi che lavorano con me, sono sempre vicino a loro, quindi... E poi un'altra cosa che mi piace tanto, dare la mia esperienza e trasmettere alle nuove generazioni. Bene, e a proposito di questo noi abbiamo una social room che fra pochissimo chiederemo di inviare domande, e Vincenza... C'è già qualcosa? Sì, Vai sì. Vincenza, partiamo subito. Ascolta, mi permetto di darti del tu. Tranquilla. Ti chiedono se lavori anche con farine particolari. Certo. Quali? Io so tanto la farina tipo 1, le farine meno raffinate, l'integrale tipo 1, tipo 0, faccio dei mix. Che differenza c'è tra l'una e l'altra, nel senso anche a livello di lavorazione magari, no? Vengono lavorate in maniera diversa, hanno un gusto diverso, sono più digeribili? Certo, sono più digeribili, poi io faccio impasti a lunga lievitazione, quindi gli do una maturazione di 96 ore, quindi la pizza risulta più leggera, più digeribile, più fragrante, più profumata, non ti dà problemi la sera dopo che la mangi, che magari bevi tanta di notte. Certo, grazie. Bene, grazie Pietro. Cataldo, oltre che scenografo già ci sono delle domande anche da parte degli opinionisti. Allora, Cataldo, oltre che scenografo, interior design eccetera, però ti lega qualcosa al mondo della pizza. Sul tuo sito ho letto proprio che ami particolarmente questo mondo, perché? Sì, amo questo mondo perché con tutti i miei lavori che ho fatto all'estero, soprattutto oltreoceano, pizza lo leggi sempre pizza. Quindi se vai in Brasile, in Argentina, in pizza lo leggi pizza, è una parola nostra e quindi è quella che realmente ti riempie di orgoglio. Quindi mi sono buttato proprio a capofitto nel mondo e seguo tantissimo loro con le gare. Senti, ami profondamente la tua terra.
In che modo si concretizza questo amore e se durante questa pandemia hai deciso mai di mollare? No, facevo vedere prima all'amico Pietro dei video in Argentina e dei video in Albania, dove io sono frequentemente presente. La gente è senza mascherina, la gente nei ristoranti sta festeggiando i loro eventi. Potrei muovermi domani mattina, però non lo faccio perché naturalmente la terra è nostra, noi ci viviamo, noi investiamo sulla nostra terra perché essere calabrese e magari portare il nome della terra, del paese, fuori quello che sono proprio i continenti è qualcosa che ti riempie poi di orgoglio. Anche perché in questo periodo la gente non penso ti abbia permesso di entrare nelle case, per il settore interior design soprattutto, quindi credo che anche voi avete avuto un calo. Possiamo parlare di questi numeri? Abbiamo avuto proprio, io personalmente ho avuto il calo, avevo dei lavori arretrati, quindi me li sono potuti gestire con internet, come pure i cantieri che sono lontani me li sono potuti gestire con internet, quindi quella è stata la nostra salvezza. Bene, D'Amico, c'era una domanda per Tangari? Sì, per il maestro Tangari, anche perché un plauso a lui, cioè da maestro pizzaiolo, con la cura dei materiali, quindi l'utilizzo di farine di un certo livello, lavorazione A, B, C, D, la farina integrale, la farina 00, la 1, l'integrale e quant'altro. Ma poi voglio sottolineare una cosa che comunque lo contraddistingue in maniera eccelsa, è che lui dà il suo humus personale alla sua pizza. Quindi la pizza Tangari è pizza sua, non è una pizza che si avvicina a tante altre, quindi è questo che lo rende grande e importante, e da lì tutti i successi che ha avuto, perché lui rappresenta la nostra terra in svariati eventi nazionali, Sanremo e quant'altro, quindi comunque il suo saper fare, il suo lavoro, la sua caratteristica personale lo ha reso, diciamo, elemento autoctono della nostra terra in rappresentanza italiana, e di questo te ne voglio dare atto. Grazie. E vorrei chiederti una cosa. Tu mi parli, tu come mi insegni che c'è la lavorazione, quindi la lievitazione, in base alla lievitazione il prodotto ha un risultato. Il tuo, ho capito che tu dai una lievitazione che va dalle 24 alle... No, minimo 72-96, ma diciamo che siamo sui 96 perché... il locale Ma tu fai anche, preferisci fare la lievitazione e poi metterla a freddo oppure lasciarla a caldo? La lievitazione è tutta a freddo, tutta a frigorifero a 4 gradi, quindi non esiste la maturazione a temperatura ambiente a 96 ore. Bene. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità perché oggi, sapete, siamo a difesa dei ristoratori, della musica, degli eventi, quindi ho tanti ospiti in questa puntata. Sta per raggiungermi il direttore Francesco Perri, poi ci collegheremo con Mauro Marino di Radio Italia, quindi una grande puntata. Rimanete con noi, ci vediamo subito dopo la pubblicità. Bene, eccoci cari telespettatori, ancora insieme, stiamo parlando con Cataldo Formaro, Interior Design, e Pietro Tangari, per chi si è appena collegato, a difesa un po' del mondo della ristorazione e degli allestimenti dell'Interior Design, quest'altra categoria che comunque ha avuto dei cali e ce l'ha confermato un collega, ecco, un vostro collega, per chi segue anche da casa, e se volete io ricordo ancora che siamo aperti a tutte le problematiche quando ci scrivete in redazione per poterne dare voce a tutti. Allora Pietro, prima D'Amico in chiusura stava dicendo un consiglio che daresti ai giovani che si approcciano a questo mestiere. Allora sicuramente il primo consiglio che gli do ai giovani è quello di fare formazione. Formazione professionale molto importante per capire cosa veramente succede in una pizza, perché la pizza non è come un primo che lavori con delle cose
il primo, la pasta è una cosa morta, invece gli impasti della pizza sono cose vive, quindi la formazione è molto importante. Come tu ben sai, io sono istruttore anche qui a Cosenza, c'è l'API, l'Associazione Pizzerie Italiane, dove abbiamo una sede di formazione proprio adibita a scuola, perché noi i corsi li facciamo non in pizzeria ma direttamente nella scuola. Senti, la pandemia certamente ha toccato il vostro settore. Un messaggio che vuoi lanciare e poi chiudiamo. Il messaggio che voglio lanciare è quello che purtroppo secondo me siamo agli sgoccioli, o apriamo o moriamo tutti. Secondo me nel mese di maggio doveva essere una risvolta, perché sennò altrimenti andiamo veramente male. Grazie Pietro Tangari per essere stato con noi, ritorneremo a parlare ancora di questo argomento perché stiamo cercando di monitorare quelli che sono davvero questi ristori, se arrivano o non arrivano. Cataldo Formaro, in chiusura, dove ti senti più a tuo agio? Mentre curi l'allestimento di uno studio televisivo o durante un progetto di interior design? Dove ti senti più a tuo agio? Progetto di interior design, quella è la mia classica proprio figura. L'altro è un optional. L'altro? Sì. Infatti, senti, quando partirai per Roma? Parto venerdì. Devo allestire in 3 giorni gli studi. Quindi 3 giorni di allestimenti per questo grande campionato. Giuseppe, sono curioso, è una sorta di pizza talent, no? Dove tante persone... Facciamocelo dire proprio da... come avviene il giudizio? Come viene giudicato magari il lavoro? No, viene giudicato con dei giudici che sono là, proprio ci sono 5 giudici che sono a livello nazionale e giudicheranno questi ragazzi che partecipano a questo talent. Quindi sarà una bella poi si svolgerà in più categorie, pizza tonda, pizza in pala, pizza in teglia, pizza Antonio, per lui sarebbe quindi devi essere preparato in un determinato modo, non è un campionato che porti una sola pizza. Non è che io vado, faccio e basta. No, è un campionato che porti una sola gente pizza. Di esperienza. Tu ridi e butti le battute, le lanci così, ma io non sono un pizzaiolo perché non ho studiato, però a me piace farla, la pizza, io nel mio forno a legna a casa, d'estate sforno sempre le mie 50-60 pizze. Certo, ma noi qui a Tennellode stiamo aspettando, noi a Tennellode stiamo aspettando l'arrivo di una batteria per Damiano e un forno per te, quindi stai tranquillo che nell'ultima puntata arriverà sia la batteria che il forno. E le pizze. Grazie, fatemeli salutare, in bocca al lupo a te come allestitore di questo grande evento, a Pietro anche grazie farà questa gara, quindi in bocca al lupo e soprattutto mi raccomando, manteniamo alta sempre la guardia e difendiamo il nostro Made in Italy. Linea ad Alex, cambio degli ospiti e scegliamo tra pochissimo. Prego Alex. Viaggeremo. La 1? Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare, sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando che puoi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente, senza strappi al motore, e tornare a viaggiare, e di notte con i fari illuminare chiaramente la strada per saper dove andare, con coraggio, gentilmente, gentilmente, dolcemente viaggiare. Alex, grande Alex. Grazie a voi.
straordinario. Viaggeremo. Giuseppe, Come che sia un sempre. augurio, torneremo a viaggiare. Torneremo a viaggiare. Brava, Torneremo a per viaggiare. Innocenza. No, ma paradossalmente si può viaggiare, non in Italia, ma si può viaggiare. Fatemi salutare prima il nostro ospite, scusatemi. Grazie direttore Perri per essere qui con noi. Grazie ancora a voi tutti, a te per avermi invitato nuovamente. Siamo davvero felici di averla qui, direttore, perché noi, se non ricordo male, d'amico che tu che sei un archivio storico, abbiamo avuto il direttore qui la prima parte. nelle prime puntate, 5 mesi fa. Quindi Sì. volevo partire proprio da questo, direttore, cioè cosa è cambiato e cosa si è fatto in questi mesi. Perché noi abbiamo invitato il mondo della musica, anzi pregherei la regia di collegarmi anche con Mauro Marino di Radio Italia, perché questo blocco che è dedicato alla musica, alla ripartenza, agli eventi, ai concerti, eccolo qui, Mauro Marino collegato con noi. Grazie Mauro. Grazie. Vediamo se abbiamo, via il segnale. vediamo se abbiamo il... Si è fermato il segnale, non sento nulla. Ok, vediamo di ripristinare il collegamento bene con Mauro, perché direttore, 5 mesi fa ci siamo incontrati e che cosa è cambiato? Cosa si è fatto intanto in questi mesi? Innanzitutto devo dire con grande tranquillità che 5 mesi sono stati importanti per poter rideterminare un po' le azioni che noi avevamo pensato di programmare. Di fatto parlo logicamente del Conservatorio di Cosenza. Sono state programmate, diciamo, tutta una serie di azioni riguardo esclusivamente la nuova stagione dei concerti, formata da 44 concerti, compatibilmente logicamente con il Covid. È stato strutturata anche, diciamo, il lavoro della nuova formazione con 4 nuovi corsi che partiranno dal nuovo anno accademico, che sono direzione d'orchestra, tecnico del suono, per la prima volta nel Sud Italia musicoterapia e didattica della musica per le disabilità. Ritengo siete riusciti a programmare, perché vedo quindi si sta parlando di una programmazione per i prossimi mesi, quindi dalle immatricolazioni a quello che poi sarà il futuro. Siete riusciti, direttore, come avete fatto in questo periodo a coordinare un po' tutte le unità che vi servivano in questi progetti? Ma di fatto questo periodo, appunto, che ci ha un pochettino, tra virgolette, anche allontanato da quello che poteva essere un rapporto continuo in presenza, forse paradossalmente ci ha anche aiutato a pensare e a programmare meglio per il prossimo anno. È chiaro che stiamo discutendo di una programmazione che partirà da novembre del prossimo anno accademico, e da questo punto di vista siamo in grande anticipo anche nei confronti degli altri istituti calabresi, per cui da questo punto di vista posso essere tranquillamente molto soddisfatto. È chiaro che un gruppo di lavoro, un gruppo di coordinamento molto attivo che quotidianamente lavora su queste idee fondamentali, è normale che ci diano anche la possibilità di muoversi in un determinato modo e anche con una certa velocità, e di questo logicamente ringrazio tutti. È chiaro che io mi auguro logicamente che attraverso anche dei rapporti che si stanno consolidando anche con il mondo dell'università si possa quantomeno in questi mesi, ecco, prima del periodo estivo, iniziare, ecco, anche una programmazione che possa essere, parlo da un punto di vista logicamente artistico e concertistico, possa essere utile a ricominciare a muovere la macchina. Devo dire la verità, e poi ti lascio la parola, che anche il consolidamento con quelli che sono gli enti istituzionali, mi riferisco al Comune di Cosenza, al Teatro Rendano, alla provincia, alla regione, in questo hanno anche appoggiato quello che è la struttura e l'idea del conservatorio, che deve essere sempre più vicino alla realtà territoriale. Bene, non esiste il primo posto in questo caso per la musica classica o per la musica leggera, esiste la musica, è d'accordo, direttore? E oggi abbiamo invitato anche Mauro Marino di Radio Italia, il loro mood è Radio Italia solo musica italiana, proprio perché a difesa, ecco, proprio della musica e di come stanno
di come hanno visto loro tra le varie interviste, i vari programmi. Vediamo se abbiamo collegato Mauro Marino per sentire subito cosa ne pensa. Mauro, sei collegato? Ciao a tutti. Eccoci qua. Ciao Giuseppe. Ciao, grazie Ciao a tutti, ciao a tutti. Grazie, sono davvero felice di averti nel nostro programma, perché il tuo è un elemento anche soprattutto prezioso, perché di musica che passa tutti i giorni da Radio Italia ce n'è veramente tanta. E intanto in bocca al lupo come sempre per il tuo programma che fai in onda tutti i giorni in diretta nazionale dalle 13 alle 16 insieme a Manola, attenti a quei due, intanto come sempre in bocca al lupo. E poi grazie. Mauro, io sono qui in studio e con me ho ospite il direttore del Conservatorio di Musica. Non vuole essere un'intervista né singola né doppia, ma deve essere un salotto di confronto per chi ci segue da casa, per chi ama la musica, ma con anche delle occasioni, delle proposte anche concrete per poter dare davvero una mano alla musica e non come in questo periodo stiamo sentendo tanti aiuti ai ristoranti, ai ristoratori, ma attualmente stiamo sentendo soltanto parole. Ha fatto bene il gesto. Ti ho visto in ritardo all'Edwall. Nisba, ecco. Quindi non arriva niente a nessuno. Noi fortunatamente con la radio non ci siamo mai fermati. Quest'anno sarebbe stato il mio 31esimo Sanremo da Sanremo e invece l'abbiamo fatto da studio perché comunque non si potevano fare interviste, non si potevano incontrare gli artisti, abbiamo fatto tutto in remoto, abbiamo comunque intervistato tutti gli artisti nonché gli ospiti. È stato un Sanremo molto diverso, però come dicevate voi in studio aiuti anche per quanto riguarda la musica e soprattutto agli amici che vivono di musica, ai turnisti e quelli che sono nei live, nei concerti eccetera. È stato fatto ben poco, se non per qualche artista che ha pensato bene di intervenire, di dare una mano a questa gente. Purtroppo il governo ha fatto poco, diciamoci la verità. Sì, un mondo completamente fermo e queste cose purtroppo poi per chi sta da questo lato, al lato della formazione, possono creare, come dire, un minus più che un plus per il mondo della formazione, no? Perché i ragazzi potrebbero scoraggiarsi, direttore. Ma guarda, quello che tu dici è assolutamente vero. L'unica cosa che io mi sento di dire in questo particolare anche periodo storico, che mi auguro sia arrivato quasi alla fine, anche perché, ripeto, il mondo della vaccinazione ha iniziato forse anche a muoversi in un certo modo, quindi io mi auguro e speriamo appunto che questa situazione possa trovare una soluzione nell'arco proprio dei prossimi mesi. Il discorso che tu poni della formazione è sicuramente un grande problema. I ragazzi stanno soffrendo molto, gli studenti, gli allievi, perché il mondo musicale, a differenza forse di altre realtà, è un mondo in cui è importante la presenza, è importante toccare gli strumenti, avere un rapporto direi anche quasi carnale con lo strumento, per cui fare lezioni diciamo online oppure miste in una situazione ibrida è molto complesso, però è chiaro che dinanzi a quelle che possono essere le ordinanze regionali, ministeriali, è chiaro che lì uno deve necessariamente alzare la mano. Per la verità nel mondo della regione calabrese, nel mondo musicale, sia il Conservatorio di Vibo sia il Conservatorio di Reggio insieme con me abbiamo anche forzato un po' la mano, proprio perché era importante assicurare quello che è una normale lezione quantomeno frontale 1 a 1. È chiaro che da un punto di vista invece della programmazione io cerco di vedere diciamo al di là di questo periodo. È importante, e non so se anche da questo punto di vista è d'accordo anche Mauro dall'altra parte del teleschermo, è importante riuscire a programmare, quantomeno mettersi insieme. Ecco, questo è il mio grande obiettivo, creare delle forti reti, perché o prima o poi, quando si ripartirà, bisogna essere pronti ed attivi ad iniziare dei nuovi percorsi. Mauro, ti do subito la linea, ecco, cosa ne pensi? Anche perché tu vieni dal mondo della radio, televisione, musica, teatro, quindi anche un consiglio da dare a questi giovani studenti.
Ai giovani studenti posso dire di non mollare, perché è una situazione sicuramente momentanea, come diceva prima il direttore. Poi se c'è la passione non si ferma davanti a nulla, quindi se c'è la passione poi la cosa sicuramente va avanti e arriveranno dei tempi migliori grazie ai vaccini, grazie anche a tante altre cose. Sicuramente questa cosa passerà, me lo auguro, ce lo auguriamo tutti. Dico solo che con le dovute precauzioni forse si poteva andare avanti e fare qualcosa lo stesso, senza proprio chiudere ed escludere qualsiasi attività e qualsiasi cosa, insomma, ecco. Questo è quello che dico. Non sono un tecnico, non sono diciamo del mestiere, non sono uno del comitato tecnico scientifico, quindi ne capisco poco, non sono un medico, non so nulla, sono un ignorante tra virgolette, però io penso che con delle dovute precauzioni la vita poteva andare avanti lo stesso, le lezioni si potevano fare lo stesso, magari con meno gente, col 50%, col 30%, però insomma non fermarsi del tutto, perché fa male a tutti fermarsi completamente su tutto. Il direttore dice fare rete è importante, quindi continua soprattutto appena ci sarà una ripartenza a fare rete con tutti. Sì, certo. Mauro, in che modo il mondo dello spettacolo può interagire secondo te tra conservatori, istituzioni e viceversa? Ma innanzitutto rendendosi disponibile a dare una mano un po' a tutti. Tu quando mi hai invitato a venire giù da te un paio d'anni fa ci sono venuto molto volentieri, insomma, anche perché incontrare nuovi artisti è un piacere. Tra i tanti artisti che magari non riescono a fare i talent ci sono sempre quelli bravi che hanno opportunità di farsi sentire in determinate situazioni, e quindi ecco, ci deve essere sicuramente una collaborazione. Adesso anche lì mi fai facendo delle domande che sono complicate per quanto mi riguarda, perché purtroppo io posso fare poco, perché noi nelle grandi radio, nei network non possiamo neanche scegliere la musica, capito? Cioè lo fa un responsabile musicale, un editore, ci sono delle linee editoriali da seguire. Noi possiamo comunque proporre degli artisti che reputiamo validi e interessanti, che vengono poi ascoltati, e come è successo in passato anche in altre radio dove lavoravo, gli artisti poi sono andati avanti, hanno sfondato e hanno avuto successo. Questo si può fare. Però sì, la collaborazione è fondamentale. Grazie Mauro, quindi è importante che i ragazzi insomma continuino a iscriversi e a studiare, perché l'opportunità ci può essere, direttore. Assolutamente sì, io sono convinto, anche sulla base di quello che diceva Mauro, che al di là di quelle che possono essere poi le linee editoriali di ogni, diciamo, network, è importante avere il tasto della situazione, anche perché poi di fatto quando un ragazzo studia, uno studente diciamo affronta il discorso musicale per la vita, deve necessariamente anche porsi un altro problema di quello che succede fuori dalle mura di un conservatorio, di un'accademia, di una qualsiasi altra istituzione musicale, perché c'è tutto un mondo particolare fatto di case discografiche, di case di produzione, di network appunto, per cui è necessario anche piano piano implementare questo tipo di formazione, che non è solo ed esclusivamente quello strumentale, armonico, compositivo, quello che di solito si studia in conservatorio, ma è importante anche avere il tasto della realtà in cui si vive, e questo è importante. Certo. Damiano. Sì, ciao Mauro, sono Damiano Giordano, anch'io lavoro in radio a livello regionale, tu magari hai avuto una percezione migliore. Io ne parlavo l'altro giorno con la tua collega Manola sui social, un po' di tempo fa, anzi, che saluto, di come comunque la radio quest'anno ha aiutato tanto, perché io ricordo soprattutto insomma la prima parte della pandemia in cui c'erano poche macchine in giro, come si suol dire, eppure gli ascoltatori attraverso la musica, attraverso comunque la nostra voce si sentivano coccolati da questo punto di vista. E tu che hai avuto magari una visione più nazionale, quanto ha influito poi alla fine la radio, che non si è mai fermata, mai come quest'anno io l'ho vista più importante di altre piattaforme nel creare anche una sorta di connessione, no? tra musica, speaker e ascoltatori, dove la gente comunque si è espressa molto. Ma a parte la nostra percezione, poi lo confermano anche i dati. Diciamo che all'inizio pandemia, forse nei primi 3 mesi, c'è stato un leggero calo di ascolto, perché
almeno sulle radio che fanno intrattenimento, perché la gente andava a cercare l'informazione, perché era tutta una novità, il virus, non il virus, e quindi cercava più forse radio di informazione, siti di informazione, televisione, eccetera. Questo nei primi 3-4 mesi, e poi i numeri confermano che la radio in effetti è quella che tiene compagnia alla gente, perché dopo un po' la gente non ne può più, quindi alla fine sente la radio, sente la musica, ha bisogno di sorridere, e noi quello che stiamo facendo è stiamo cercando di dare, diciamo, una cura tra virgolette a questa gente che non ne può più, passatemi il termine, cazzeggiando, perché noi alla fine questo facciamo, cazzeggiamo, e quindi alla fine la gente, ci accorgiamo ogni giorno che ha bisogno di ridere e di cazzeggiare, perché ne ha due maroni che escono dalle orecchie. E questo bisogna dirlo, quindi poi i numeri lo hanno confermato che è così. E poi ti chiedo, che fa la Juve, che ti ho visto lì che stai a Juve, non lo so, aggiornaci. chiedo a Emilia che sta facendo a Juve, sta vincendo, ce l'ho dietro, non la vedo, sta vincendo. Questo è anche un po' il nostro modo di cazzeggiare a Tennellode. Anche noi qui facciamo cerchiamo nel nostro piccolo anche di portare un sorriso nelle case. Sì, noi siamo intrattenitori, noi da sempre. Io ho 30 anni che faccio la radio, 31 anni che faccio la radio, ho sempre cazzeggiato, perché alla fine poi, ripeto, la gente ha bisogno di sorridere, di ridere e di pensare ad altro, perché altrimenti non ne usciamo più. Questo sì. E comunque non cazzeggiamo soltanto, perché poi alla fine comunque hai portato a casa anche un telegatto. Adesso non ricordo male l'anno, però Mauro, molto modesto. Sì, però. Quale anno è stato, Mauro? Scusami. 96 forse, 96 o 97, adesso manco ricordo. Io lo uso come fermaporta, perché siccome è pesantissimo e lo tengo lì e mi ferma la porta, così l'aria non la sbatte. Senti, tra la televisione, la musica, il teatro e la radio, poi tu hai scelto la radio. Perché la radio? Io ho scelto la radio, perché la radio è fidelizzazione, per fidelizzare il mezzo radiofonico su un conduttore, su un programma, su un format, ha bisogno almeno di 2 anni. E quindi la radio è fidelizzazione. La televisione fai 3 mesi di programma, poi sei fermo, non sai se ricominci, eccetera. La radio, e poi diciamo che per me la radio è stata la mia passione. Io ho smesso di lavorare in azienda, i miei avevano un'azienda, mi sono concentrato sulla radio, prima come DJ perché suonavo in discoteca, eccetera. Poi ho studiato comunicazione e quindi mi sono concentrato sulla radio. Ho rinunciato anche a fare il Festival Bar, se solo per quello, perché comunque avevo altre cose, stavo facendo il Giro Festival, avevo promesso, che andava su Rai 3, avevo promesso al produttore Francesco De Siena che avrei dato una mano al figlio quando lui non ci sarebbe più stato. Poi è successo purtroppo che lui se n'è andato, e quindi quando mi chiamarono per il Festival Bar ho detto no, ho già preso un impegno con il Giro Festival, quindi ho fatto delle rinunce anche televisive proprio per come dire, per la radio, perché la radio per me è passione, la musica per me è passione, dove c'è la musica e c'è la radio io sto bene, capito? Grazie Mauro. Prima la radio, poi se nasce qualcos'altro dalla TV ben venga, ma sono cose momentanee. Prima di tutto c'è la radio. Bene, grazie Mauro. Direttore, prima della pubblicità, cosa rappresenta oggi il Conservatorio rispetto al passato? Anche un po' sulla base di quello che ci stiamo dicendo in questo momento. Ma guarda, è una domanda molto molto interessante, anche perché spesse volte ho modo di evidenziare come diciamo proprio la struttura conservatoriale sia cambiata e stia cambiando nell'arco di questi anni, alla luce anche di una famosa legge del 2018, che è la 382, che pone il conservatorio come alta formazione musicale. Una volta, quando anche ero io studente, da bambino si entrava in conservatorio e c'era tutto un percorso che l'istituzione garantiva fino alla fine del percorso. Di fatto, con questa legge 382 il conservatorio diventa soltanto alta formazione, vale a dire l'ultimo segmento, che è quello di natura accademica. Questo vuol dire che nasce e si sta sviluppando sempre di più anche una cosiddetta filiera della musica, che fa parte diciamo di un grosso contenitore all'interno del quale c'è la scuola media di indirizzo musicale, ci sono i licei musicali, ci sono le accademie e le associazioni musicali. In questa direzione io ritengo che il conservatorio debba necessariamente rapportarsi e confrontarsi e convenzionarsi anche con associazioni ed accademie
parlo logicamente della mia visione del conservatorio sul territorio, e questo è un elemento importante proprio per cercare di allargare al massimo quelle che sono le utenze del conservatorio, laddove anche in territori particolari non ci può essere oggettivamente una presenza del conservatorio. Quindi da questo punto di vista, con grande tranquillità devo dire che il conservatorio ad oggi, secondo la normativa italiana, rappresenta l'aspetto formativo di alta didattica, di alta formazione. Grazie direttore Perri, dobbiamo andare in pubblicità, è obbligatorio? Sì, dobbiamo andare in pubblicità, rimanete con noi perché continuiamo subito dopo. Mauro, ti dispiace se ti tengo collegato ancora un minuto? Non c'è problema, volentieri. Grazie Mauro, andiamo in pubblicità tra poco. Grazie per essere rimasti con noi sul 10. Una battuta però al direttore Perri gliela devo fare sul Festival di Sanremo. Cosa ne pensa di questo festival, come è stato, e soprattutto questa edizione da un punto di vista musicale naturalmente, ecco, cosa le ha suscitato? Ma guarda, per quello che diciamo posso dire, sono rimasto molto contento di vedere all'interno della programmazione anche molti calabresi, molti cosentini, e devo essere sincero, come conservatorio sono rimasto anche felicemente sorpreso di trovare all'interno dell'orchestra 3 componenti, 3 miei docenti. Quindi è stata una bella rappresentanza per il nostro conservatorio. Abbiamo avuto qui con noi il percussionista. Esatto. Assolutamente sì, il maestro Molinaro, certo. Ma ripeto, all'interno di questo bellissimo contenitore, come può essere storicamente ormai parlando il Festival di Sanremo, avere una bella anche diciamo rappresentanza del conservatorio è stata una cosa molto favorevole e molto carina. Da un punto di vista strettamente musicale, ripeto, i giudizi possono essere diversi e anche, se vogliamo, contraddittori, nel senso che da un certo punto di vista ormai le linee diciamo musicali vengono dettate molto spesso da quelle che sono le linee editoriali e le linee di produzione, per cui alla fine dei conti c'è, ma ripeto, senza volere dare un giudizio negativo, assolutamente no, c'è una sorta di omologazione da un punto di vista proprio della scrittura musicale, del modo di anche eseguire e di cantare, cosa che però, forse direttore. Cioè, allora, noi quando abbiamo avuto il maestro Molinaro comunque ha dato degli 1 e dei 10, perché lui ha dato anche degli 1. Ah sì? Sì, c'è qualche 1 secondo te? C'è stato qualche 1? No, io non penso di dare né 1 né 10, uno perché non mi va come al solito di dare io ci ho provato. Lo so, hai fatto bene a provarci, però io penso che poi alla fine dei conti aver la possibilità, ecco, di avere una grande vetrina nazionale sia importante, anche perché poi di fatto chiunque arriva lì, indipendentemente da come ci arriva, ha sicuramente un quid particolare in più, per cui io parlo da un punto di vista proprio di linguaggio musicale, che è un linguaggio particolare, un linguaggio che ha diciamo un forte radicamento anche nella società e nel mondo giovanile. Io lo dico sempre facendo lezione ai miei studenti, che di fatto quello che noi ascoltiamo, quello che noi fruiamo, sì, è vero, è una sorta di scelta quasi volontaria di ascoltare una musica piuttosto che un'altra, però paradossalmente è l'esatto contrario, cioè a noi viene data sempre una sensazione costruita a priori dalle linee di produzione e dalle case discografiche. Mauro, a proposito, quali sono i brani dell'ultimo festival più ascoltati in radio? Beh, sicuramente Con la pesce di Martino, che comunque è gente che ha una cultura musicale di un certo livello, e prima di questo Sanremo erano conosciuti ma non così conosciuti e hanno dovuto fare un pezzo molto pop per riuscire ad arrivare a tutti, ma questa è una cosa positiva, quindi in radio sicuramente sono tra i più trasmessi. Poi abbiamo, che ne so, i Maneskin, Noemi, Annalisa, Fedez, Michelin, Madame sta uscendo molto bene anche, quindi questi sono i brani più trasmessi, diciamo così.
quelli Ok. che stanno girando meglio. Mauro, c'è qualche domanda dalla nostra social room per te? Sentiamola. Ciao Mauro, piacere, Vincenzo Ciao, Gallo. ciao, piacere. Allora, guarda, in realtà ci sono tanti commenti positivi, più che altro ti ringraziano tutti voi che fate questo lavoro perché, sai, in situazioni del genere ovviamente la radio probabilmente è diventata poi il mezzo d'ascolto più importante e in molti ti chiedono, avverti questa responsabilità, no? Di entrare magari anche non più in punta di piedi, ma con una marcia un attimino più diretta all'interno delle case dei tuoi radioascoltatori, perché con la questione della pandemia probabilmente tu prima dicevi noi cazzeggiamo, no? Però cazzeggiare a volte o comunque avere questo senso di ilarità, di serenità diventa necessario, soprattutto per chi ti ascolta, per chi vi ascolta, quindi quanto tu senti questa pressione su di te, perché probabilmente anche di questo Guarda, si può trattare, no? Allora, noi parliamo tutti i giorni a 4 o 5 milioni di persone, se tu pensi a questa cosa non vai più in onda, ti blocchi, quindi quando vai lì devi essere te stesso, raccontare quello che devi raccontare, cercando di essere il più possibile te stesso. Poi ripeto, io parlavo di cazzeggio, ma è così, è sempre stato così, almeno per quanto mi riguarda. Io non faccio informazione, io faccio informazione con cazzeggio, quindi do delle notizie, però le diamo in modo molto leggero, proprio per evitare di pesare troppo sull'ascoltatore. Deve essere una cosa... Ma qual è la ricetta perfetta che ti consente di mischiare, no? E quindi poi di bilanciare magari quelle che sono indubbiamente le notizie sicuro non belle che il Covid porta giorno per giorno, a quello che giustamente fai tu e quindi prendere tutto con un attimo di leggerezza? Guarda, devi essere comunque preparato, perché la preparazione serve sempre in tutti i campi, ne parlavamo prima col direttore, nella musica, poi devi essere comunque preparato, poi puoi andare a Sanremo e fare il clarinetto, faccio un esempio, o come gli extra liscio, però devi avere una preparazione di base e poi da quella preparazione, con la preparazione tu riesci a fare tutto quello che vuoi, trattare argomenti seri anche in chiave divertente, sorridente, proprio perché la gente si possa, come dire, un attimo staccare da questo. Non c'è una ricetta precisa. La ricetta è essere fondamentalmente preparati e poi comunque essere se stessi, perché se sei te stesso alla fine ne esci. Vinci in tutti sempre. i casi, in tutti i campi, sì. Bene. Grazie. Questo sì. Grazie Vincenza, grazie Grazie a te. Mauro. Mauro, la musica che invece ascolta Mauro Marino qual è? Io ascolto tutti i tipi di musica, perché la musica è buona tutta, capito? C'è anche una canzone brutta, può avere qualcosa di bello dentro, ecco, diciamoci la verità. Io poi fondamentalmente tutto quello che mi arriva io lo ascolto, cioè io ho tantissima gente che mi scrive, ascoltami, dammi una mano, eccetera. Io purtroppo non è che posso dare una mano, però ci sono degli artisti che magari meritano veramente, al che spesso capita che li giro alle case discografiche. Ho girato un gruppo di ragazzi di Torino bravissimi, che tra l'altro hanno un singolo che è in collaborazione anche già con un bravissimo autore alla Sony. Ho girato un altro gruppo di ragazzo alla Sugar, perché alcuni validi in giro ci sono. Poi magari io ho gente che io guarda, ti racconto una storia stupida, non so se vi ricordate il Piotta. Quando ha fatto il pezzo Muovi la mano di qua e di là, fammela vedere, non te ferma, ecco, quella canzone lì non voleva suonarla nessuno. Io l'ho sentita, ero a RDS all'epoca, Radio di Roma, sono salito dall'editore e ho detto all'editore: ma com'è possibile che questa canzone qua, noi che siamo la radio di Roma, anche se siamo una radio nazionale, perché non la suoniamo questa canzone? No, ma perché questa canzone, cioè, alla fine l'editore mi ha detto dai, mettila, ed è diventato un successo, capito? Poi il Piotta ha fatto altre cose, è andato avanti, quindi come dire, se non avessi ascoltato quella canzone lì, perché era di un artista romano che si chiamava il Piotta, magari quel Piotta lì non avrebbe avuto successo, insomma. Certo. Tommaso, che conosco personalmente perché poi siamo diventati amici con gli anni, quindi bene. Devi ascoltare tutto, a me piace tutto. Io ascolto molto anche le radio spagnole, perché anni fa ho collaborato con un gruppo di radio che è il gruppo Los 40 Principales, ho fatto consulenza, ti parlo di una quindicina d'anni fa, quindi ascolto anche molto le radio estere, insomma, non solamente le radio italiane. Ascolto tutte le radio, ascolto tutta la musica. L'importante è ascoltare musica e quindi ascoltare musica
porta anche dei grandi benefici a livello proprio psicologico, a livello proprio... quindi speriamo che la musica possa ripartire davvero al più presto con i grandi eventi. Scusa, la musica la dovete fare voi, maestro. Io la diffondo, voi fatela, non smettete. Assolutamente sì, noi la faremo, non ti preoccupare, perché avremo modo anche di darti la possibilità di diffonderla, ecco. Va bene. Grazie ai nostri ospiti, al direttore Francesco Grazie Perri, siamo qui sempre a disposizione per dare una mano al mondo della musica. Grazie Mauro Marino per esserti collegato e ci vediamo in Calabria, Mauro, prossimamente. Ciao a tutti. Promessa. Ciao. Ciao, a questo punto diamo... a tutti. Grazie Mauro. A questo punto noi vi lasciamo con un momento musicale di un nostro ospite che è Maurilio Viteritti, così ho il tempo di salutare bene il nostro direttore e fare il cambio dello studio, perché stanno per entrare in studio altri ospiti. Grazie ancora direttore. Grazie. Eccolo che è appena arrivato. Maurilio Viteritti. Parlerò di noi un'altra volta, come dopo un temporale. Resteremo appesi ad un soffitto, troveremo ancora scale. Senti come brucia questa pioggia, questo amore non conosce nuovo amore un'altra volta. Mi fai precipitare senza chiedermi il permesso e qui non ci sei più. Ma senza te non ha più senso chiedersi a che cosa servirebbe. Senza te riprovo adesso a vivere e rivivere il presente. Oltre i confini che non ci assomiglieranno, oltre distanze che ormai non serviranno, io senza te adesso non sono niente. Siamo come stelle e passaporti dentro viaggi immaginari, soli come inutili vestiti abbandonati negli armadi. Senti questo vento, questa forza, abbiamo già sentito queste scuse un'altra volta. Mi fai precipitare senza chiedermi il permesso e qui non ci sei più. Ma senza te non ha più senso chiedersi a che cosa servirebbe. Senza te riprovo adesso a vivere e rivivere il presente. Oltre i confini che non ci assomiglieranno, oltre distanze che ormai non serviranno, io senza te adesso non sono niente. Passeranno solo le emozioni, afferreremo un cielo senza stelle e senza nome. Con i pregiudizi di un'effimera illusione cammineremo insieme. Io senza te io senza te parlerò di noi un'altra volta, come dopo un temporale. Resteremo appesi ad un soffitto, troveremo ancora scale. Maurilio Viteritti, complimenti. Da dove nasce questa passione, Maurilio? Questa passione è sempre è stata una passione che ho sempre avuto negli anni nella mia vita. Ultimamente sono stato a casa Sanremo, grande soddisfazione, un'avventura bellissima.
E oggi siamo qui, Beh, siamo ci qui, fa un'altra piacere. bellissima esperienza. In bocca al lupo, questo Grazie. studio è a disposizione per tutte le persone, ecco, come hai visto chi ci chiama, per Grazie, dare la grazie. possibilità anche di mostrare, ecco, la propria passione, il proprio talento, Certo. e non siamo qui a giudicare nessuno, siamo qui semplicemente per condividere, ecco, un momento di musica insieme. Grazie. Grazie a te. Grazie, Grazie a te. grazie a tutti. Prima di far accomodare la nostra prossima ospite, abbiamo un video trailer del conservatorio che c'era appena arrivato in regia, quindi subito dopo il contributo video ci ritroveremo qui all'interno del nostro studio con la dottoressa Eleonora Leandri. Prego regia. Noi dobbiamo metterci insieme e cercare di capire come possiamo sviluppare il nostro conservatorio che è al servizio del territorio. Metterci insieme, creare rete e soprattutto... Guarda, l'orchestra emoziona sempre. Cioè... L'orchestra poi è il sinonimo proprio La musica dell'insieme. fantastica. Spero che sia una produzione del conservatorio. È una produzione del... No, dico le musiche che hanno accompagnato questo credo video. proprio di sì. Allora, adesso diamo spazio alla nostra prossima... Sai cos'è? Velocemente, giusto per... Cioè, l'orchestra riesce ad emozionarti sempre, dal vivo. Cioè, la freddezza della piattaforma, purtroppo, veramente ti limita tanto. Certo. Cioè, sentire l'orchestra dal vivo è qualcosa veramente... Bisogna ritornare a sentire i concerti dal vivo, perché altrimenti non è lo stesso. Non è lo stesso, neanche se c'hai un casse da 70.1 sul round, ma non è mai uguale. Esatto. Fatemi salutare la nostra ospite, Eleonora Leandri, coordinatrice Sidri.
buon pomeriggio e ben arrivata. Salve a tutti, buon pomeriggio anche a voi e un saluto ai telespettatori. Io mi permetto di dare del tuo ad Eleonora perché c'è un rapporto di amicizia e quindi ti ringrazio personalmente che hai accettato il mio invito al nostro programma. Grazie a te. Per parlare un po' di quello che è il mondo del dottorato di ricerca, quindi un argomento anche abbastanza importante e quanto sia importante che la ricerca in generale, ecco, non si fermi mai in tutti i campi. Infatti Eleonora è coordinatrice SIDRI, Società Italiana del Dottorato di Ricerca all'Unical. Ce ne puoi parlare innanzitutto? Ecco, volentieri, sì. La Società Italiana del Dottorato di Ricerca è un'associazione no profit relativamente giovane, è nata infatti nel mese di settembre del 2019, è una realtà molto dinamica. Innanzitutto la sua mission è quella di cercare di valorizzare nel migliore dei modi il ruolo del dottore di ricerca e il ruolo del dottorando. E naturalmente questa attività di promozione e di valorizzazione più che altro del titolo proprio si ritiene sia necessaria in quanto il titolo di dottore di ricerca comunque rappresenta il più alto titolo, il più alto livello di istruzione all'interno del nostro ordinamento giuridico. L'attività di SIDRI quindi si concentra esattamente verso il raggiungimento di questo obiettivo che risulta essere, diciamo, l'obiettivo primario, principale dell'associazione. Valorizzare questo ruolo e questa figura professionale si ritiene sia necessario proprio per il ruolo che il ricercatore può svolgere non soltanto all'interno del mondo accademico, quindi all'interno ovviamente delle varie università, ma anche nel contesto e nelle realtà esterne al mondo dell'università, quindi si fa riferimento all'ambito della pubblica amministrazione, ma anche nell'ambito delle aziende di natura privata, e questo perché per le competenze, le esperienze che riesce il ricercatore a maturare in un percorso fatto di studio e di formazione lungo e anche molto complesso e che spesso richiede anche degli enormi sacrifici, sicuramente quelle competenze sono sicuramente spendibili, ecco, per cercare di migliorare sia la competitività nel contesto pubblico, ma di farlo anche all'interno del settore privato. Bene, la regia ci sta mandando una grafica su, vedo Draghi, ma di questo ne parleremo fra pochissimo, sì, perché so che avete inviato una missiva proprio al Presidente Draghi e al Ministro Messa, se non ricordo male. Ma quali sono state nel corso di quest'anno di pandemia le problematiche per i dottorandi? Perché so che ce ne sono state diverse. Diciamo che così come per ognuno di noi, insomma, è stato sicuramente difficile affrontare questo periodo di pandemia, soprattutto dal punto di vista lavorativo, allo stesso modo queste difficoltà hanno riguardato anche il percorso dottorale, di conseguenza tutti coloro che rientrano all'interno del mondo della ricerca. In effetti le prime difficoltà si sono manifestate subito nel momento in cui, ecco, nel mese tra febbraio e marzo dello scorso anno ovviamente si è verificato l'inizio di questo fenomeno di portata globale e in effetti in quel momento le prime difficoltà hanno riguardato sicuramente le modalità con le quali ci si è dovuti adeguare per lo svolgimento quotidiano dell'attività di ricerca, perché quando si parla di ricerca si parla effettivamente di attività che vengono svolte non soltanto all'interno, ecco, degli uffici dell'università, quindi all'interno dei dipartimenti in maniera individuale, ma spesso queste attività vengono svolte proprio attraverso veri e propri gruppi, team di lavoro, quindi è necessario il confronto quotidiano e costante con i colleghi e talvolta le attività di ricerca necessitano anche di spostarsi da quello che è l'ambito accademico, quindi spostandosi proprio fisicamente in altri luoghi, in altri enti di ricerca e di conseguenza, ecco, queste prime chiusure hanno inevitabilmente comportato un rallentamento nell'attività di ricerca. Fra l'altro c'è da dire, anche i laboratori all'interno delle università nella fase iniziale non era possibile usufruirne, la possibilità di utilizzare le biblioteche, di ricorrere ovviamente all'utilizzo dei database in maniera sicuramente eterogenea fra le diverse università italiane. Devo dire che
superata poi ecco, la fase iniziale dei primi mesi, le università sono comunque riuscite ad intervenire con le loro strutture, le loro infrastrutture tecnologiche, e quindi riuscire in qualche modo a trasferire tutte le attività attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali. Ad ogni modo, ecco, per quanto riguarda i dottorandi, ovviamente io faccio riferimento nello specifico proprio alla categoria, diciamo, alla quale appartengo, e devo dire queste difficoltà riscontrate poi durante sia il primo periodo della pandemia, ma ecco anche successivamente, legato al fatto che inevitabilmente è diventato complicato spostarsi anche per esempio alla partecipazione ai congressi, alle conferenze, e la possibilità anche di partecipare ai periodi di formazione all'estero, perché c'è da ricordare che all'interno di ogni percorso dottorale è previsto solitamente un periodo di formazione di lavoro in altri atenei, negli atenei di altri paesi, e questo per chi non ha avuto ad esempio la possibilità di partire immediatamente nel periodo precedente all'inizio della pandemia è stato poi ovviamente costretto a non poterlo più fare. Devo dire, a ragion del vero, anche questo tipo di attività è stata comunque condotta, ma anche in questo caso in modalità da remoto, quindi è normale che il confronto anche con i colleghi stranieri, la possibilità naturalmente di incrementare le proprie capacità, quindi attraverso un confronto diretto, ha assunto un'impostazione diversa che inevitabilmente ha creato ecco, delle criticità, delle difficoltà. A proposito di questo, prima abbiamo visto la lettera, la locandina della missiva che avete inviato al Presidente Draghi, perché ci sono delle azioni che porta avanti Sidri, tra cui una di queste. Ecco. Sì, esatto. Una è questa. Allora, Ce ne puoi parlare? sì, sono numerose le attività, ripeto, pur essendo una realtà associativa molto giovane, ad ogni modo... In brevissimo, perché poi mi dicono che abbiamo la pubblicità, quindi... Cerchiamo di racchiudere velocemente. Sì. Allora, quello che che ha provato a fare Sidri è stato innanzitutto, era stato già diciamo, intrapresa un'interlocuzione con i livelli istituzionali, insomma con i vari livelli istituzionali già nello scorso anno, quindi una prima interlocuzione era nata proprio con l'allora Ministro dell'Istruzione e della Ricerca, il Professor Manfredi, il Ministro Manfredi, e in quel caso la prima proposta avanzata era quella di ottenere un periodo di proroga, quindi per i termini previsti per la conclusione del percorso dottorale, per tutti i cicli di dottorato attivi in quel momento. Devo dire, anche grazie all'importante attività, all'importante interlocuzione avviata con la nostra società, effettivamente è stato possibile ottenere una proroga limitata però soltanto al 33esimo ciclo, quindi a quello che stava per concludersi nel corso diciamo, dello scorso anno e l'inizio di questo nuovo anno accademico. Ovviamente quello che abbiamo ritenuto opportuno fare è stato cercare di sollecitare i diversi livelli governativi, i diversi livelli istituzionali, proprio a far comprendere che la perdita, se così vogliamo definirla, diciamo quelle difficoltà riscontrate durante questo periodo della pandemia, ovviamente hanno riguardato non soltanto i dottorandi iscritti a quel ciclo, ma anche quelli iscritti agli anni successivi. Ed è esattamente per questo motivo che nei giorni scorsi Sidri ha avviato quindi l'interlocuzione con il nuovo attuale Ministro dell'Istruzione e della Ricerca, la Ministra Messi, inviando ovviamente una lettera a lei, allo stesso Presidente Draghi e anche ai rettori dei vari atenei italiani. Questo, ripeto, per sollecitarli a cercare di avviare una riflessione sulla possibilità di intervenire con una proroga, quindi dei termini che riguardano quindi la conclusione di questo percorso di formazione anche per gli altri cicli che inizialmente erano stati esclusi da questa possibilità. Bene, noi dobbiamo andare in pubblicità e ci rivediamo fra pochissimo qui nel nostro studio, perché ho un'ultima domanda e poi forse Damiano c'è anche un'altra domanda, cioè su cosa state progettando per il futuro, ma ve ne parleremo al rientro dalla pubblicità. A tra poco. Cosa state progettando per il futuro, Eleonora?
Allora sì, ci sono tutta una serie di iniziative che verranno portate avanti dalla società e sicuramente fra queste rientra la giornata, la cosiddetta Welcome Day, una giornata che sarà interamente dedicata ai dottorandi, ovviamente soprattutto a quelli che si sono iscritti all'ultimo ciclo, ma anche a tutti coloro che hanno semplicemente interesse nel cercare di capire qual è e che cosa rappresenta il mondo della ricerca in Italia e non soltanto in Italia, e quindi questo sarà un momento di confronto per cercare di coinvolgere il più possibile i dottorandi e cercare naturalmente di in qualche modo ampliare anche la base, diciamo, partecipativa all'associazione, in maniera tale da poter quindi dare sempre più voce e rappresentatività ovviamente al mondo dottorale. Oltre naturalmente al Welcome Day è stata già avviata una call for paper proprio dall'associazione, dalla Società Italiana del Dottorato di Ricerca, con l'obiettivo di riuscire ad ottenere tutta una serie di proposte, di contributi scientifici da parte appunto dei dottorandi e dei ricercatori che decidono di avvicinarsi a SIDRI, per cercare di formulare delle proposte per quello che dovrà essere il rilancio economico, produttivo, anche culturale nel periodo post-Covid. Grazie Eleonora. Damiano, sì, domande in gran parte più o meno ha già risposto, cioè su tutto questo progetto, questo confronto, cioè la risposta del mondo universitario in tutto ciò, cioè proprio da parte comunque di alunni, studenti che insomma davanti a questo progetto che tipo di riscontro avete Allora, le avuto? università, ripeto, hanno saputo rispondere molto bene al periodo della pandemia, alle difficoltà, perché sono comunque riuscite ad erogare in tempi relativamente brevi la didattica attraverso l'utilizzo delle piattaforme, delle infrastrutture digitali di cui ovviamente loro godono, e devo dire che lo hanno fatto anche più facilmente rispetto magari anche agli istituti scolastici, che sotto questo punto di vista erano più gli insegnanti che avevano difficoltà. Perché il problema è stato perché, ripeto, spesso le scuole non sono dotate di quelle infrastrutture tecnologiche di cui invece ovviamente dispongono le università, quindi il problema è legato essenzialmente a questo. E devo dire che io quello che mi auguro è più che altro come dire, un auspicio che ovviamente tutti i livelli istituzionali si rendano conto dell'importanza della ricerca. Questo in fondo è quello che è emerso anche all'interno di durante questo lungo periodo. Se noi siamo arrivati a dei vaccini in tempi così brevi, estremamente brevi, è grazie al fatto che sono state poi messe a disposizione tutta una serie di risorse, quindi una concentrazione di risorse proprio in questa direzione, quindi all'interno dell'attività di ricerca, che è riuscita così in tempi brevi a dare dei risultati agli obiettivi naturalmente. Speriamo che la ricerca verrà premiata per colpa del Covid, ma almeno insomma. Sembra un leggero cambio di passo, anche anche il ministro della pubblica amministrazione insomma è intervenuto riconoscendo l'importanza del dottorato di ricerca e ritenendo che debba essere inserito sempre di più come titolo di valutazione per l'ingresso e il reclutamento anche diciamo dei profili professionali all'interno della pubblica amministrazione. Lo dimostra anche i concorsi per la pubblica amministrazione esattamente pochi giorni fa, promossi anche dal Ministero del Sud in concomitanza ovviamente con il Ministero dell'Economia e quello della pubblica amministrazione, proprio per cercare di reclutare personale altamente qualificato, riconoscendo un giusto peso a quello che è il più alto titolo di istruzione e formazione presente nel nostro ordinamento. Bene, grazie Eleonora, perché avrà detto 700 parole, tantissime cose, quindi speriamo che sono arrivate a chi sta vivendo anche questo momento da casa e hanno trovato anche delle risposte. Eleonora, ritornerai sicuramente in studio con noi, adesso dobbiamo lasciare spazio alla prossima intervista, a cui ho chiesto anche l'aiuto al nostro direttore Attilio Sabato, perché incontreremo qui nel nostro studio di Tennellode il dottor Martino Rizzo. Il tempo di sanificare le postazioni, quindi lasciamo uno spazio al nostro Alex e ci rivediamo fra pochissimo. Rimanete con noi. The clouds were creeping, you got me whipped
believe you're really gonna leave this town. Everyone knows I can't move without you. Turn me all my world upside down. And I got the feeling that I've seen the last of you. Rio de Janeiro blue. You're something here, you bling low here, from flashes and all the trees. So how beautiful know from to me like the sweet. Grassy the serenade, linger on. Helping me my soul in your song. Yeah, I got a feeling you'll have to see the last of you. Rio de Janeiro blue. Rio de Janeiro blue. Grazie Alex, e noi rientriamo subito in studio e ringrazio velocemente ancora tutti i nostri ospiti, in particolar modo in questo momento il nostro direttore Attilio Sabato, che ci ha raggiunto in studio insieme al dottor Martino Rizzo. Buonasera e ben arrivati. Grazie direttore, perché so che lei tutta la settimana è già abbastanza impegnato con l'informazione e oggi ha fatto veramente un grande sacrificio essere qui con noi, però era doveroso perché abbiamo un ospite istituzionale, il direttore ci teneva anche in prima persona ad accoglierlo e soprattutto a capire un po' insieme al dottore Rizzo qual è la situazione attuale, come stiamo vivendo con questa sanità, perché arrivano tante telefonate, tante richieste anche a noi in redazione e sicuramente, anzi apriamo subito le linee telefoniche perché ogni tanto arriva qualche telefonata in diretta o i nostri opinionisti se hanno da chiedere qualcosa. Ma partiamo subito da questo, cioè in generale qual è la situazione, dottore Rizzo, della sanità calabrese? Diciamo che siamo in una fase di particolare problematicità. I problemi della sanità calabrese ci sono sempre stati e diciamo anche in tempi normali. In periodo di pandemia ovviamente questi problemi si sono esacerbati in maniera quasi incontrollabile, visto anche che in questo periodo abbiamo avuto un aumento consistente del numero dei casi che ha praticamente bloccato le strutture sanitarie, quindi ha in pratica ingolfato i pronto soccorso e questo ha determinato una difficoltà proprio di accessi alle cure anche per i non Covid e questo è il problema che ci troviamo di fronte a dover risolvere. Quindi oltre a garantire l'assistenza ai pazienti Covid c'è la necessità di garantire la possibilità di accedere alle strutture ospedaliere ai pazienti non Covid e questa è una ulteriore difficoltà. Io a questo punto lascio spazio a questo confronto insieme al direttore Attilio Sabato, perché io, a parte vedere durante la settimana i vari servizi, i vari collegamenti che facciamo quotidianamente anche con il nostro direttore sulla fascia ionica, ma così sulla fascia tirrenica, un po' ovunque, direttore, lascio a lei il momento di studio insieme al dottore Rizzo. Grazie intanto al direttore sanitario della SPA di Cosenza per essere qui. Proviene da un'area, quella ionica, particolarmente colpita dalla pandemia, ha vissuto una fase in cui il virus era molto presente, poi c'è stato un momento di rallentamento,
Adesso, negli ultimi giorni, mi pare che la situazione sia peggiorata. Questo significa che evidentemente anche i nostri comportamenti non sono stati all'altezza del momento pandemico che stiamo vivendo, ma dall'altro c'è anche una impreparazione o una inadeguatezza, se mi consente, di tutto l'apparato sanitario nelle risposte, perché fino ad oggi magari già la situazione, come diceva lei prima, era difficile prima, era complicata prima. Adesso in un'emergenza così totale, un'emergenza così straordinaria, si evidenziano tutte le criticità, anzi si quadruplicano le criticità. Diciamo che seguendo un po' l'evoluzione epidemica noi riusciamo a capire anche i nostri errori, nel senso che noi inizialmente non siamo stati effettivamente toccati dall'epidemia, almeno nel periodo marzo-luglio, in cui nell'ASP di Cosenza abbiamo avuto più o meno 500 casi in tutta l'ASP, nell'intera ASP. Dopodiché probabilmente i nostri comportamenti hanno determinato quello che è successo, perché poi abbiamo avuto la seconda ondata che è iniziata a settembre e che ha avuto un grosso picco intorno a novembre. Raggiunto l'apice, come sempre succede in una fase epidemica, poi c'è la discesa. In effetti a novembre c'è stata la discesa fino a un certo punto in cui c'è stata una coda epidemica, determinata da cosa? I primi di gennaio, determinata sempre dai nostri comportamenti, quindi prima i comportamenti estivi, poi i comportamenti natalizi, e questo ha comportato una coda, feste, festicciole, per cui noi abbiamo avuto un secondo, nella seconda ondata abbiamo avuto una coda i primi di gennaio. Sembrava poi che fosse effettivamente finita, anche se tutti i virologi ci dicevano che sarebbe arrivata la famosa terza ondata. E questa terza ondata è stata, devo dire, travolgente e inaspettata. Se vediamo i dati, prima ondata più o meno 500 casi, seconda ondata più o meno 5.000, terza ondata più di 10.000 e ancora non è finita. Quindi ovviamente questo comporta che per quanto uno potesse essere preparato a questo probabilmente non avrebbe pensato. Guardi, io personalmente penso che la vera ondata epidemica noi la stiamo vivendo in questo periodo, nella prima, nella seconda. Prima e seconda più, come dire, è arrivata dall'esterno, adesso è più endemica, no? Più radicata nel nostro territorio, produciamo casi autoctoni anche con delle varianti, sono molte varianti che sono state individuate nel nostro territorio. Il 98% dei tamponi sequenziati indicano che c'è responsabile di tutta questa ondata di contagi sono le varianti. Sono le varianti, sì, infatti in questa terza ondata probabilmente non è solo colpa nostra, ma sicuramente le varianti hanno determinato quello che ci si aspettava. D'altra parte il virus muta per cercare di sopravvivere e ha trovato una forma che gli consente di sopravvivere bene nell'uomo, di resistere addirittura a una resistenza doppia rispetto a quella della prima fase. Guardi, noi ieri abbiamo avuto 6 morti. Qualche giorno fa complessivamente 6 morti solo nell'area del Cosentino, 7 in tutta la Calabria. Nei giorni scorsi abbiamo toccato punte di 12-13 in tutta la regione. Adesso stiamo affrontando una battaglia decisiva utilizzando 2 canali. Una è quella del contrastare il fenomeno legato al contagio, l'altro delle vaccinazioni. Non possiamo sbagliare né una né l'altra, o meglio, non potete sbagliare né una né l'altra. La prima si gestisce attraverso il tracciamento, cercando di scovare il virus, inseguire il virus, catalogare il virus e gestire il virus, quindi il contagio.
L'altro invece delle vaccinazioni significa che a quel punto bisogna davvero fare le cose per bene. Sa che la polemica di questi giorni, non posso esimermi da non farle questa domanda, è legata alla famosa categoria altri. Ecco, gli altri, chi sono questi altri? È vero che ci sono i fragili anche dentro, che ci sono anche situazioni particolari, però si ha notizia di tanti furbetti che in qualche modo sono infilati nelle pieghe della normativa non chiara nazionale, questo glielo dico. Sì, diciamo che allora chiariamo il fatto che i furbetti ci sono e sono in tutte le categorie, secondo me. Ovviamente tranne che negli ultraottantenni, perché sarebbe illogico inserire uno minore di 80 anni in quella, però in tutte le altre categorie secondo me ci sono i furbetti. Saranno anche negli altri, ma gli altri praticamente non è altro che l'insieme delle ulteriori 25 categorie che sono state man mano aggiunte alla piattaforma e che hanno cercato di determinare una specificazione all'interno delle categorie. Per cui noi abbiamo vaccinato all'epoca le forze dell'ordine ed erano incluse tutte in una categoria. Se andiamo a vedere oggi gli altri, ci troviamo aeronautica, carabinieri, forze di polizia, vigili del fuoco, ma anche le associazioni, ma anche... Io ho trovato, perché mi sono interessato, delle categorie particolari, cioè non individuati altrimenti. Chi sono i non individuati altrimenti? Me lo chiedo. Oppure ho trovato soggetti provenienti da aree a particolare rischio. Quali sono queste aree a particolare rischio? Ha fatto un report di questo? Lo stiamo facendo. Abbiamo la possibilità di... Io ho sempre detto che chi sbaglia, secondo me, deve essere chiamato alle proprie responsabilità. E purtroppo, quando c'è la registrazione di una vaccinazione, si registra tutto, non solo il vaccino, non solo il braccio dove viene somministrato, non solo chi l'ha fatto, ma anche il secondo operatore, chi era presente in quel momento. Quindi questo è tracciabilissimo. Mi dà una buona notizia, perché anche questa sottocategoria di altri, no, sì, è un'altra novità ulteriore che viene fuori. Lei lo sa meglio di me, in Calabria ad oggi è stato vaccinato il 32% degli ultraottantenni, la seconda dose, che hanno fatto la prima e poi il richiamo. Quindi dobbiamo recuperare da questo punto di vista. Invece di fare il vaccino a un giovane di 20 anni, di 19 anni, 18 anni, mettiamo in sicurezza i nostri anziani. E allora io vi vorrei dare una notizia che forse è già uscita sui mezzi di comunicazione. C'è l'ordinanza del generale Figliuolo e ha chiarito che oltre al personale sanitario, oltre ai soggetti estremamente vulnerabili, che sono una categoria all'interno dei soggetti fragili, una categoria particolare all'interno dei soggetti fragili, bisogna vaccinare gli ultra ottantenni e gli ultra settantenni. Quindi d'ora in poi si va per età e l'età è un criterio oggettivo non superabile da nessuno. Lei sa anche bene che c'è un problema che si chiama piattaforma. Questa piattaforma noi pretendiamo di fare in modo che le persone che hanno oltre 80 anni vadano sulla piattaforma e segnino nome e cognome, codice, tipologia di patologia, cioè una cosa fuori dal mondo. È una cosa fuori dal mondo. È chiaro. Immaginata qui, anche in questo territorio, in questa nostra regione, con paesi interni, con persone anziane che magari non hanno dimestichezza, e poi non c'è nemmeno la rete internet. Cioè... Sì, è chiaro che ci sono difficoltà, però per quanto riguarda gli ultraottantenni, ripeto, la Regione ha fatto una convenzione con i medici di medicina generale, quindi noi conosciamo bene chi sono gli ultraottantenni e vengono chiamati direttamente dai medici di medicina generale, quindi senza registrazione. La registrazione sarà purtroppo necessaria da qui in poi per i soggetti più giovani, che a questo punto i comuni virtuosi in questo momento forse ci potrebbero aiutare i loro concittadini
a organizzare un servizio di registrazione in maniera tale che garantiscono l'inserimento su questa piattaforma. Vi va dato atto di una iniziativa che avete assunto e che mi pare lodevole, allargare la platea delle piattaforme dove è possibile vaccinare. Questo ha liberato un po' la piattaforma della protezione delle poste italiane, perché prima accadeva che un cittadino di Cosenza si prenotava e per fare il vaccino mandavano a Scilla, addirittura l'hanno mandato in provincia di Messina, per vaccinare, perché non c'erano posti liberi. Adesso, aumentando il plafond delle sedi vaccinali e sperando, qui lo dico, che arrivino i vaccini, si può fare in fretta. Noi fino alla settimana scorsa ricevevamo più o meno 6.000 vaccini a settimana, pochissimi secondo noi. Questa settimana, per fortuna, dopo le promesse del generale Figliuolo, devo dire che sono arrivati 16.000 vaccini per l'ASP di Cosenza. Quindi una prima promessa è stata mantenuta. Questo ci ha consentito di aumentare il numero di uffici vaccinali. Prima ne avevamo 7, oggi ne abbiamo 20, la prossima settimana arriveremo a 30. In questi 30 uffici noi potremmo somministrare dai 4 ai 5.000 vaccini al giorno, il che significa che se arriveranno i vaccini noi potremmo realmente dare una svolta a questa campagna vaccinale e garantire i nostri anziani. Io non so se lei ha visto i dati statistici della mortalità. Di tutti i decessi, il 15% dei soggetti ultra ottantenni che ha avuto il Covid è purtroppo deceduto. Significa che su 2.000 persone che hanno avuto il Covid di ultra ottantenni, più di 300 sono morti. E quindi dobbiamo iniziare da queste categorie che sono le reali categorie dove l'incidenza del virus ha un maggiore impatto. Noi dobbiamo quantuplicare la proposta vaccino, perché mi risulta che nelle settimane successive si vaccinava qualcosa come 3.230 persone in provincia di Cosenza, nell'ASP più grande della Calabria. Proporzionata al numero di vaccini, no? alla quantità di vaccini. Adesso le 16.000, 17.000, perché 1.000 e qualcosa se le trattiene l'ospedale per vaccinare i fragili. Ora, se dovesse veramente realizzarsi questo passaggio decisivo, cioè dell'aumento della quantità di vaccini, allora significa avere più disponibilità e più persone che possono vaccinare, più professionisti che possono vaccinare. Si aprirà forse agli odontoiatri, si aprirà ai medici di base, già i medici di base lo fanno. Ai farmacisti, insomma. Ci sarà un incremento sicuramente. Le chiedo solo la gentilezza se possiamo rispondere dopo la pubblicità, così i nostri telespettatori attendono queste risposte insieme alle tante domande che stanno già scrivendo alla nostra social room. Vedo Vincenza Gallo abbastanza presa e tante le telefonate che sta già ricevendo la nostra redazione. Quindi diamo spazio al TG Flash, direttore, e ritorniamo subito in studio. A tra poco, rimanete con noi. Grazie ancora al direttore Attilio Sabato e al dottore Rizzo che si sono fermati con noi. Andiamo velocissimi sui numeri che stavamo parlando e io incalzo un po' perché da domani saremo anche zona arancione. E cosa ne pensa lei di questo? Se è un provvedimento giusto e se i calabresi, dottore Rizzo, non approfittano di questo allentamento delle restrizioni in virtù di quello che abbiamo già parlato prima? Ma io spero che non approfittino dell'allentamento delle restrizioni perché già abbiamo pagato caro nostre disattenzioni. Ovviamente il fatto della zona rossa e zona gialla dipende dai numeri e dalle statistiche, per cui nel momento in cui c'è un miglioramento della situazione per quanto riguarda i numeri, e in effetti anche nella provincia di Cosenza un lieve miglioramento c'è stato negli ultimi
nell'ultima settimana. Oggi no. Oggi no. Nell'ultima Oggi siamo a settimana 330, rispetto alle insomma. 2 settimane precedenti, quindi si guardano sempre i numeri in relazione a un periodo temporale che può essere di 14 o più giorni. E quindi 7-14 giorni. 7-14 giorni. Questo comporta ovviamente il passaggio a una zona arancione. Vorrei che non fosse inteso come liberi tutti, nel senso che il virus c'è, circola e continua a fare grossi danni. Quindi... Ok, allora via con le domande, partiamo subito, prima con Damiano e poi la social room. Sì, io insomma su questo, per avvallare quello che diceva il direttore sabato prima, cioè abbiamo superato comunque i 400 morti nella provincia di Cosenza, aumentare i vaccini e quindi la disponibilità potrebbe anche aumentare i problemi di comunicazione e di gestione. Prima giustamente diceva il direttore Sabato che c'è tuttora confusione di gente che magari va mandata da una parte a fare il vaccino, non trova, non si può prenotare. Aumentando le piattaforme, cioè aprendo questo ventaglio, le chiedo se ci preoccupiamo prima nell'organizzare tutto bene e poi magari di scovare i furbetti, cioè preoccupiamoci prima di fargli fare il vaccino, non dopo. Sì, in questo momento, ripeto, con le categorie previste nel nuovo piano del generale Figliuolo non dovremmo avere problemi di furbetti, perché sono essenzialmente da vaccinare gli ultra ottantenni, gli ultra settantenni e i soggetti particolarmente vulnerabili. Quindi queste sono le categorie che possono trovare posto in piattaforma. Una raccomandazione: siccome allargheremo le agende, apriremo nuovi uffici vaccinali, fra cui c'è per esempio un hub sullo Ionio che garantirà 500 vaccini al giorno, non bisogna neanche avere tanta fretta di prenotarsi, perché in questo momento purtroppo sta succedendo che la piattaforma fa prenotare in luoghi distanti e anche in tempi distanti rispetto a quelle che si potrebbero avere con un po' di pazienza in più. Grazie. Aspettando. Sentiamo dalla social room le domande. Prego. Allora, dottore, guardi, ne sono arrivate veramente tantissime, io cerco di essere il più veloce possibile. Per quanto riguarda i vaccini, ovviamente tante persone continuano a manifestare questa sorta di insofferenza, anche di rabbia probabilmente, e di dispiacere, non solo per le categorie fragili, perché nei fragili, non lo dimentichiamo, ci sono anche i malati oncologici che stanno avendo veramente tante difficoltà a prenotarsi e a vaccinarsi. Però in molti, tornando alla zona arancione, e io qua leggo, ahimè, quello che è il bollettino di oggi, i casi confermati oggi sono a Cosenza, quindi solo a Cosenza 323, a Catanzaro 52, Crotone 58, Vibo Valencia 40 e Reggio Calabria 120, per un totale, penso forse sia questo il numero più alto, 593 casi, quindi stiamo sfiorando i 600 casi. Tante belle parole, nel senso che la voglia probabilmente dei calabresi, perché non penso ci sia una sorta di liberi tutti, no? E allora io le chiedo, con questi numeri, veramente con la media del numero dei vaccini che lei ha prima citato, mi parlava di 5.000 vaccini al giorno se non sbaglio, qualcosa del genere. Secondo lei, statisticamente parlando, in quanto tempo riusciremo veramente a risolvere e a raggiungere questa sorta di immunità di gregge? Allora, l'immunità di gregge probabilmente, io spero che venga raggiunta, ma ci vorrà sicuramente oltre l'estate, se tutto andrà bene. Ma diciamo che anche perché le previsioni di acquisto di vaccini sono quelle che sono stabilite nel primo piano vaccinale, quindi noi dovremmo raggiungere effettivamente l'immunità di gregge a Natale. Però quello che dobbiamo fare adesso, dobbiamo proteggere i soggetti più esposti, che sono essenzialmente gli anziani e i soggetti estremamente vulnerabili, che sono quelli che pagano di più il prezzo. Scusami, il direttore, no, scusami, poi rispondiamo, manderemo anche al direttore. Allora, io torno anche, do uno sguardo ai contagi, che sono preoccupanti, insomma, no? I numeri sono importanti. Questo ci dice che dobbiamo fare più tamponi, dobbiamo processare in fretta, ma mi chiedo come, se abbiamo difficoltà attualmente in funzione solo laboratorio dell'ospedale civile dell'Annunziata. Quello di Rossano non so se ha ripreso a lavorare, mancavano i reagenti fino a qualche tempo fa. No, è stato un guasto tecnico. E poi Catanzaro ha qualche problema, da quando so
quel che mi dicono, quindi è chiaro che si doveva pensare prima di aumentare la possibilità di avere più laboratori per processare, sequenziare, perché noi adesso solo Catanzaro riesce a sequenziare il virus. Cosenza altre volte la Calabria si è dovuto rivolgere a Portici, no? All'Università di Veterinaria di Portici. Certo. Allora a questo punto abbiamo trascorso un lasso di tempo lungo in questa regione, quando il virus non era così forte, così presente, e anziché prepararci, anziché irrobustire gli strumenti, i mezzi necessari per fronteggiare, siamo andati abbiamo atteso che gli eventi maturassero. Non sono state fatte assunzioni, personale sanitario allo stremo, gli ospedali lavorano in condizioni assurde, medici, infermieri, OSS disposti a fare ore su ore, perché è pressante questa presenza del virus. Quello che dovevamo fare ieri non l'abbiamo fatto e oggi naturalmente paghiamo il conto. È d'accordo? Sono d'accordo, purtroppo sono d'accordo con lei, perché noi riusciamo sempre a governare le emergenze. Superato un'emergenza dimentichiamo quello che è successo prima e non siamo in grado di programmare. Questo è il nostro handicap grosso. Per quanto riguarda il problema dei tamponi, effettivamente c'è, perché eravamo abituati a fare un numero di tamponi intorno al 500 al giorno. Ovviamente in questo momento, nel momento in cui ci sono 1000 casi a settimana, con tutti i contatti di questi casi, ovviamente quel numero è assolutamente insufficiente. Voglio fare una domanda rapidissima e poi la smetto perché Arancione riaprono le scuole con questi numeri e chi si assume la responsabilità? Allora, diciamo che la responsabilità, ripeto, in questo momento secondo me è un problema riaprire le scuole, almeno nella maggior parte dei comuni dell'ASP Cosentina. Ma Cosenza non poteva, per esempio, dire a questo punto guardate i numeri sono alti, noi ci chiamiamo zona rossa. Ma Cosenza l'ha detto in alcuni casi, zona rossa, tipo per nel, dire nel noi caso, siamo zona rossa. Nel caso di Corigliano Rossano, nel caso di Corigliano Rossano l'ha detto, però è stato ritenuto che la scuola sia un luogo sicuro. In effetti è sicuro perché i bambini, anche se si infettano, restano molto spesso asintomatici. E gli insegnanti? E gli insegnanti dovrebbero essere almeno in parte vaccinati, ma il problema resta sempre le categorie fragili, per cui i bambini che tornano a casa trovano gli anziani, i nonni, i parenti fragili, e questo potrebbe essere un grosso problema. Io la ringrazio. Insomma, non siamo ancora liberi, ma soprattutto non bisogna abbassare la guardia, assolutamente. Grazie a lei, direttore, per essere stato con noi. Sì. Liberiamo anche il dottore Rizzo e grazie per essere stato con noi. Per l'invito. Noi diamo spazio velocemente alla musica, quindi facciamo liberare le postazioni tranquillamente dei nostri ospiti per la sanificazione. Grazie ancora per essere stati con noi. Grazie. E diamo spazio alla musica con Liliana Palmieri, che ci presenterà un altro brano al centro del nostro studio. Vediamo se siamo pronti. Sì, mi dicono che tutto è pronto, eccola che arriva. Prego. Liliana Palmieri. Fa che io canti presso le cose che sai, fammi fermare il tempo che da
tra noi, lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te e per noi diventasse respiro quell'esserci amati, annullati, divisi, rincorsi, appagati. Voglio che sia respiro l'amore tra noi, per non piegarsi dentro, per darsi di più. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare. Vorrei che il mio viaggio di gran vagabondo finisse con te e per noi diventasse respiro quell'esserci amati, annullati, divisi, rincorsi, appagati. Vorrei che ogni volta che cerchi qualcosa cercassi di me e per noi diventasse respiro la nostra canzone, diventasse respiro lo stesso ricordo. Voglio che sia respiro l'amore tra noi, per non piegarsi dentro, per darsi di più. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Grazie a te, complimenti, Grazie mille. bellissima voce Liliana. Tu arrivi da? Corigliano Rossano. Bene, fa piacere perché hai contattato la nostra redazione, come vedi abbiamo cercato di dare spazio alle richieste, il nostro è un programma che cerca di dare spesso e volentieri leggerezza. Siamo in un periodo un po' abbastanza difficile, quindi capiamo anche per gli ospiti che ci seguono da casa, abbiamo letto anche dei messaggi che oggi gli argomenti erano anche degli argomenti importanti. In un programma come il nostro, dove stiamo cercando di dare leggerezza, soprattutto nel pomeriggio, ci rendiamo conto che ci sono stati degli argomenti abbastanza, come dire, importanti e anche un po' pesanti, ecco, se vogliamo definire nel gergo televisivo, però è doveroso, ragazzi, perché purtroppo non possiamo abbassare la guardia e quindi oggi era doveroso soffermarci anche su questo, ma nello stesso tempo noi siamo concentrati sulle eccellenze, sulle bellezze del nostro territorio, sulle cose belle che ci appartengono e la musica è una di queste. Speriamo che riparte al più presto, quindi ci auguriamo che ritornano i grandi concerti, i grandi eventi. So che tu sei rientrata anche da eventi che hai... Sì, sono stata a Sanremo New Talent, quindi a Sanremo. Quest'anno? Sì, quindi quest'anno. Ecco, si è gestito in streaming un po' quest'anno tutto il festival e alcuni degli eventi collaterali, però si è cercato di portare a casa l'obiettivo. Assolutamente. Bene, quanta voglia hai di entrare prossimamente su un grande palcoscenico? Tantissima, da 1 a 0? anche Da 1 a 10? Da 1 a 10. Da 1 a 0. Da 1 a 10, più di 10 se si può dire. Perfetto. Anche perché ci hanno fermato ormai e purtroppo il nostro settore
e in basso. Bisogna ripartire al più presto. Sì. Grazie Liliana, torna Grazie a trovarci mille a te. quando lo ritieni opportuno. Grazie. Dalla social room, a proposito, ecco Vincenza, io ero passato un po' di là, stavo leggendo infatti un po' i tanti messaggi che sono arrivati, anche le telefonate, ad esempio hanno chiamato persone da Acri che volevano sapere sui centri vaccinali. Mi ricordate la domanda? Era Sì, se no, denunciavano il fatto che magari si prenotavano e li spedivano a Scilla, Reggio piuttosto che, e su questo comunque il direttore ha poi ha risposto dato il delle dottore Rizzo. risposte. Altri messaggi a cui non siamo riusciti a dare risposta, Vincenza? Guarda Qualcuno Giuseppe, in particolare? c'è una lettera bellissima, io non abbiamo il tempo di leggerla tutta, ma ci impegniamo come redazione anche insomma di Tenne e Lode di portare avanti questo urlo alla fine, no? Certo. Allora, chiedo scusa, leggo qualcosa. Siamo indignati mentre la categoria altri continua a crescere, i genitori di Felice non sono stati ancora vaccinati e come loro la maggioranza dei genitori di quelli definiti estremamente vulnerabili. L'ultima ordinanza del generale Figliuolo ordina di vaccinare persone con elevata fragilità e, ove previsto dallo specifico indicazioni, eccetera, eccetera, genitori, conviventi e quant'altro. Noi rientriamo proprio in questa tabella, scrive questo genitore. Lo scorso anno Felice ha avuto una polmonite interstiziale non da Covid con ricovero ospedaliero di circa 10 giorni. A domiciliare è rimasto Felice fino alla fine della scuola, in quanto persona, tra l'altro con sindrome di Down, quindi qua abbiamo un'ulteriore complicanza. Lui è cardiopatico e soffre di aritmia. Diligentemente anche l'altra figlia è rimasta a casa, i suoi terapisti sono stati vaccinati, la sua maestra è stata vaccinata e i familiari e conviventi ancora no. A Vibo e a Reggio si sono organizzati con sedute vaccinali ad hoc, ma l'ASP di Cosenza, ci chiede questo genitore, quando deciderà di rispondere alle nostre lettere mai lette? Noi più che amplificare questo hanno detto messaggio che dobbiamo aspettare. e inoltrarlo se è possibile anche da parte nostra come redazione, lo faremo tranquillamente. Allora siamo in chiusura, un'altra domenica da Tenne e Lode, vi lasciamo con Alex un pezzo, ma di quelli, attenzione, non farmi qualcosa di triste e in questo momento dai, Alex, dobbiamo cercare sempre di dare positività dai. nelle case dei nostri telespettatori, quindi mi raccomando un pezzo abbastanza dinamico. Antonio, com'è andata questa puntata? Damiano, il vostro pensiero intanto che Alex prepara il brano. Dopo la pausa estiva. Dopo le ferie pasquali. Oggi Antonio è proprio, dopo le ferie pasquali. Io voglio sapere cosa c'è in quell'acqua di Antonio. Dai, che siamo in chiusura, ragazzi. No, bella, interessante. Comunque abbiamo avuto il piacere di parlare col dottore Rizzo. In Calabria facciamo solo noi queste cose. Io ho preferito non fare domande, interromperlo in diretta, ma l'ho fatto durante gli spazi pubblicitari, proprio per dare voce a lui, perché era importante la sua presenza. Grazie. Noi come al solito vi ringraziamo per essere stati con noi, per aver scelto il canale 10 e appuntamento alla prossima domenica, in compagnia adesso del nostro Alex che conclude questa meravigliosa puntata. Grazie a tutti. I like a black man who lost his way. I can't see nothing. I like a gentleman who can't relate. I can't hear nothing. You see the trouble with me. I can't do nothing without my baby. As plain as can be. It's gonna drive me crazy. Ciao a tutti.